mentre il Rimini deve recuperare anche la New Rimini una giornata per l'alluvione. Arbitrano gli arbitri a casa base Angelini Federico e in prima base è assistito da prima base e sulle basi da Borselli Franco. L'Agno Rimini partirà subito in attacco, essendo squadra ospite, così è la consuetudine nel baseball, con un line-up così composto. Il lead-off è sempre Perazzini Enrico con il 27 e copre in difesa la seconda base. A seguire Amedeo Focchi con il 43 posizionato in difesa all'esterno sinistro. In terzo in battuta con il numero 9 Thomas Canuti copre la terza base. Quarto in battuta Andrea Gabrielli numero 0 prima base. Quinto in battuta Davide Bonemei esterno destro con il numero 42. Sesto in battuta Daniel Muzzarelli, battitore designato con il numero 41. Settimo in battuta Tommaso Signorile, numero 11, ricevitore. Ottavo in battuta Yuri Cortesi, interbase, con il numero 34 e il nonno del line-up è Tommaso Montanari, esterno centro, numero di casacca 99. Lanciatore partenti per il Rimini sarà Francesco Ridolfi. Il Porto Sant'Ilpidio in difesa si schiera con il lanciatore partente di origine rumena Badiu Alexandru, il ricevitore con il 66 Gasparroni Andrea, in prima base Federico Marinangeli con il numero 12, seconda base numero 46 Belà Nicolò, terza base con il numero 2 Gianluca Gori, interbase con il 27 Luca Luciani, poi esterno sinistro numero 7 Luis Veloz, esterno centro con il numero 42 Davide Amurri ed esterno sinistro con il numero 18 Francesco Ramirez. Vi do alcune, diciamo, statistiche della New Rimini. Ah, sì, mi suggerisce la regia che oggi la prima partita sconterà una giornata di squalifica il manager Zucconi, in quanto il manager Gilberto Zucconi, in quanto squalificato nella partita, nell'ultima partita, nella prima partita del scorso incontro con il Foggia. E poi abbiamo due defezioni tra due ammalati tra sempre gli allenatori, con sempre l'altro manager Zucconi, che è rimasto a casa appunto per problemi di salute. E adesso tra poco faranno un minuto di silenzio anche per gli arbitri, minuto di silenzio, così ha deciso la FIBS riguardo la morte di Dimes Gamberini e di un altro dirigente non ricordo, del centro di una squadra di Centro Italia. E dicevo, l'altro assente è Daniele Del Bianco, in quanto anche lui febbricitante, e pertanto l'Agno Rimini oggi in trasferta con gli allenatori all'osso. Infatti il manager della prima partita sarà l'inossidabile Andrea Evangelisti con il numero 10. Sulle basi vedremo da chi sarà assistito poi
se da un giocatore o chi eventualmente. Dicevamo alcune statistiche, in 525 turni di battuta fino adesso ha prodotto 100 valide la New Rimini con scusatemi, 163 battute valide e con 100 punti battuti a casa. Questo dà una media battuta di squadra di 310 praticamente, di 310 su 1000, una buona battuta, non sicuramente la migliore del campionato, ma tra le migliori, perché credo che sopra la New Rimini ci siano 2 o 3 squadre, sicuramente una siciliana e un'altra del nord Italia, ma non ricordo bene. Poi tra chi si distingue come battitori nella New Rimini abbiamo Bonemei Davide, sopra la media diciamo di squadra, Amedeo Focchi quest'anno molto importante, Andrea Gabrielli, Mattia Pandolfi, ma con un unico turno di battuta, diciamo una statistica che non è del tutto realistica. Dopo il minuto di silenzio vediamo che l'arbitro dà via all'incontro. Adesso, allora, primo lancio, un minuto allora di silenzio adesso e ci silenziamo anche noi. Terminato il minuto di silenzio, il primo lancio non so se il primo lancio non era un lancio dunque valido per la partita, il primo lancio è questo. Il primo parte con un ball, il lanciatore partente Alexandru Badiu. Secondo lancio entra nell'area dello strike, 1-1 il conto. Abbiamo un cartellone che con i riflessi si vede non molto bene. Dicevamo poi sopra la media di battitori abbiamo anche Romano Pini che ancora però secondo strike un ball, 2 strike, Pini che però ancora è a riposo per recuperare dall'infortunio che ha avuto alcune giornate fa. Poi abbiamo sopra la media Tommaso Signorile e Jacopo Tombari. Ball 2-2 il conteggio su lead-off Enrico Perazzini. Nel frattempo vediamo una giornata un po' diciamo assolata, ma qualche nuvola ogni tanto copre il sole, questo non fa altro che dare del refrigerio ai giocatori. Conto pieno nel frattempo su Enrico Perazzini, un lento leggero che non dovrebbe disturbare. Ecco.
base per ball, strike out, anzi mi sembrava una base per ball, invece ha chiamato uno strike out l'arbitro, lancio basso. Primo K dunque per il partente. K looking. Nel box Amedeo Focchi. Primo lancio interno, ball. Altro ball, questa volta basso. Pitcher Badiou che lavora molto sui fili, non una grandissima velocità, ma sicuramente lanci precisi. Entra con uno strike. 2 ball e uno strike il conto su Amedeo Focchi. Battuta valida subito, Focchi apre il suo score con una valida. E nel box adesso Thomas Canuti. Una valida radente che passa tra il seconda base e valida che avete sentito subito segnalata dal registro con il rapido. Un out, corridore in prima e nel box di battuta Thomas Canuti lascia il primo lancio che è uno strike. Gira in foul, in un profondo foul il secondo lancio. Massimo vantaggio per il pitcher, per il partente Alexandru Badiou. Battuta verso l'interbase che raccoglie con un doppio gioco, termina l'attacco della New Rimini. Dunque 6, 4, 3. Noi andiamo in pubblicità.
nuovo in linea, parte bassa del primo inning, in attacco la squadra ospite del Porto Sant'Elpidio. Ribadisco, la squadra che è terza in campionato alle spalle della New Rimini e dei Falcons di Torre Pedrera, che sono al secondo posto. La New Rimini si schiera, abbiamo detto, con il lanciatore Francesco Ridolfi, lo riceve la batteria, appunto, lo riceve Tommaso Signorile con il numero 11, prima base Andrea Gabrielli, seconda base Perazzini Enrico, terza base Canuti Thomas, interbase Yuri Cortesi, poi esterno sinistro abbiamo Amedeo Focchi, esterno centro Tommaso Montanari e esterno destro Davide Bonemei. Si posiziona nel box di battuta Nicolò Belà, il lead-off, uno degli autori del doppio gioco che ha permesso la doppia eliminazione alla chiusura del primo inning per la New Rimini. Primo lancio per il partente, parte subito con per il partente della New Rimini, appunto Francesco Ridolfi, con uno slider che passa sulla parte bassa dell'area dello strike, parte esterna e bassa. Bante subito verso il ricevitore, che raccoglie e lancia con un lancio non del tutto preciso, però valido per poter effettuare la prima eliminazione. Dunque, prima eliminazione 1-3 per Belà Nicolò. Partito subito con un bunt, ha tentato di sorprendere la difesa della New Rimini, ma non è riuscito. Nel box di battuta Federico Marinangeli, il prima base, come vedete battitore mancino, un out, parte con un lancio alto, ball su Marinangeli. Secondo lancio è uno strike, sul filo interno, 1-1 il conto. Terzo lancio rimane esterno, ball, 2 ball e uno strike. Ancora ball, 3 ball, 1 strike, il conto su Federico Marinangeli. Terzo, il lancio è praticamente girato, spizzato in foul e il conto è conto pieno. E va K con girando, primo K per Ridolfi, terzo in battuta l'interbase Luciani Luca, autore anche lui l'altro autore del doppio gioco, ha raccolto la battuta e ha assistito in seconda base, che poi ha assistito in prima base. Primo lancio è un ball guardato, lancio basso esterno, altro ball,
Entra con uno strike sul filo esterno, 2 ball e uno strike, ancora passivo con la mazza il battitore, cerca sicuramente il suo lancio e infatti vede una palla nell'area dello strike, gira la mazza in foul, 2-2 il conto su Luca Luciani. Lancio che rimane basso probabilmente, l'arbitro chiama ball, conto pieno. Quarto ball, base su ball per Luca Luciani. Primo corridore in base anche per il Porto Sant'Elpidio. Nel box di battuta Luis Veloz. 2 out abbiamo. Con 2 out, quarto in battuta, corridore in prima, raggiunto base per ball. Pick-off su veramente telefonato, la palla rilasciata con estrema lentezza. Altro pick-off, questa volta più veloce, nulla di fatto. Primo lancio rimane alto, è un ball. Secondo lancio è mazza girata, spizzata in foul, 1-1. Lancia sicuramente uno strike. Palla che rimane interna, alta. 2 ball e uno strike il conto. Mentre il manager del Porto Sant'Elpidio sta lanciando dei segnali in codice al proprio corridore. Out, colto rubando e pertanto termina il primo inning 0-0 e noi andiamo subito in pubblicità.
Se senti di nuovo in linea, parte alta del secondo inning, nel box di battuta Andrea Gabrielli. Primo lancio, strike. Secondo lancio è un ball, 1-1. Contestazioni dal dugout sulla prima chiamata strike, un lancio molto basso come sembrava anche il primo lancio, il primo ball. Batte subito una radente raccolta dal terzo base, eliminazione 5-3. Una radente che rimane proprio in bocca del terza base, nulla di fatto. Un bel contatto che per qualche metro probabilmente poteva andare meglio. Allora, vediamo il suggeritore di terza, confermo che è il manager di oggi. In seconda non riusciamo, in prima base è Romano Pini, mi dicono, giocatore sì, che è ancora a riposo. Primo lancio, allora Bonemei nel box di battuta, primo lancio, chiamano strike all'altezza del ginocchio. Confermano che è giocatore Romano Pini, batte subito in foul, gira questa volta la mazza, colpisce troppo in anticipo, si carica del secondo strike, 0 ball, massimo vantaggio per lanciatore di casa. Stavolta è un lancio che rimbalza poco prima della base, ball, un ball, 2 strike su Bonemei Davide. Una curva, batte, la aggredisce il terza base che con un lancio anche non del tutto preciso però fa il secondo eliminato. Dunque eliminazione sempre 5-3, una rimbalzante che ci mette un po' di tempo, ma comunque sia arriva, non riesce ad arrivare salvo. Nel box di battuta il DH Daniel Muzzarelli, questa mattina vedete posizionato nel box di battuta. Primo lancio è basso, altro strike chiamato dall'arbitro. Chiamate molto basse, questo arbitro gli piacciono le palle all'altezza delle caviglie, sappiamo che comunque questa volta batte al volo, viene preso direttamente F7 e termina il secondo attacco. C'è da dire che i battitori riminesi hanno sempre impattato i lanci del partente, ma ahimè non sono ancora riusciti a trovare il pertugio giusto per trasformare una battuta invalida da una eliminazione. Noi andiamo in pubblicità.
Di nuovo in linea dallo stadio di baseball di Porto Sant'Elpidio, incontro tra la New Rimini e la squadra locale del Porto Sant'Elpidio nel box di battuta con il numero 7 Luis Veloz, che nel box precedente non ha potuto terminare il proprio turno in quanto il terzo eliminato è stato un colto rubando tra la prima e la seconda base. Dunque rinizia il turno. Prima palla girata in foul, si carica di uno strike, foul a destra. Secondo lancio rimane alto, un ball e uno strike. Questa è una curva che entra nell'area dello strike, dunque un ball e due strike su Veloz. Altro lancio che rimane alto, 2-2 il conto, 2 ball, 2 strike. Ancora gira un lancio, si difende in foul, conto invariato, 2 ball, 2 strike. Palla battuta, una rimbalzante che comunque risulta palla velenosissima, una valida. Rimbalza sopra, la raccoglie l'interbase, ma una palla lenta e pertanto non ce l'avrebbe mai fatta a assistere in prima. Allora, dunque 0 out, corridori in prima base, nel box di battuta il quinto, vedete un battitore strutturato, nonché esterno destro, Francesco Ramirez. Ovviamente anche questo è un giocatore di origine sudamericane. Primo lancio è un ball. Campo che è circa di 100 metri sui fili esterni e 120 metri nella parte centrale. Subito rubata e riuscita questa volta sul secondo lancio, ball. 2 ball e questa volta corridori in seconda base in posizione punto. Squadra Sant'Elpidio che sta facendo il gioco del baseball, adesso sicuramente sarà libero, ancora più libero di girare. Gira la mazza in uno swing, 2 ball e uno strike. Bello strike, questa volta lavora sull'area interna, pareggia il conto. Parte bassa del secondo inning. E bel K, secondo K.
prima eliminazione del secondo inning. Nel box di battuta Davide Amurri, esterno centro, casacca 42. Secondo me, guarda, questo se tu lo metti qui nel mezzo prende più aria sulla verticale così. Ah, deve guardare là? Allora, pensavo che fosse una questione di... Scusatemi i commenti. Sul lancio ruba la terza il veloce Luis Veloz. Swing, un volo e uno strike il conto su Amurri. Palla interna, però non riesce a entrare nel filo dello strike. 2 ball e uno strike, così decreta l'arbitro di Casabase Angelini Federico. Ricordiamo il punteggio, nel punteggio la situazione. Bolk, su Bolk entra il punto. Su Bolk entra il punto. Strike. 2-2 il conto, 2 ball, 2 strike. Chiaramente la partita si è sbloccata e il Porto Sant'Elpidio è andato in vantaggio di un punto. Terzo K, secondo dell'inning per Francesco Ridolfi nel box di battuta con il numero 66 Andrea Gasparroni, nonché il ricevitore della squadra locale. Battuta verso il pitcher che raccoglie e terza eliminazione 1-3. Noi andiamo in pubblicità aggiornando il punteggio al secondo inning terminato 1-0 per i padroni di casa. Tell me
nuovo in linea dal Porto Sant'Elpidio, parte alta del terzo inning, Rimini sotto di un punto, dopo il punto è entrato su un bulk del lanciatore partente del Rimini nel box di battuta con il settimo del line-up, Tommaso Signorile. Dunque adesso il Rimini si presenta con 7, 8 e 9. Primo lancio è un ball. Altro ball, lancio pazzo. Strike, lancio esterno, sul filo, l'arbitro lo vede sul filo e chiama strike, 2 ball e 1 strike. Palla battuta in bocca all'esterno destro, non entrano queste battute. F9, prima eliminazione del terzo inning. Nel box di battuta Yuri Cortesi. Ribadiamo, un lanciatore preciso, lavora molto sui fili il partente. Primo lancio interno chiamato strike. Parte con uno strike subito su il partente Badiou Alexandru. Secondo lancio uno swing a vuoto, va subito massimo vantaggio. 2 lanci, 2 strike. Adesso bisogna difendere il piatto. Ball, lancio questa volta esterno. Un ball, 2 strike. Altro ball, 2-2. Palla battuta spizzata in foul, si difende conto invariato 2-2. Conto pieno dopo il sesto lancio che rimane alto, una curva che non entra nell'area dello strike. E va K con swing nel box con due out. L'ultimo delle NAT, l'esterno centro, Tommaso Montanari, casacca 99, battitore mancino. Lancio alto. Ancora lancio alto, 2 lanci direttamente sul battitore.
Stavolta entra con uno strike. Eh? Due ball e uno strike. Gira e si carica del secondo strike. Lo swing a vuoto. Lancio alto. Nel dubbio ha girato la mazza. Scelta di Tommaso Montanari. E va a K con swing. Termina il terzo attacco, nulla di fatto, abbiamo assistito a tutto il giro del line-up, ancora la New Rimini sotto di un punto. Pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio di baseball Renzi Mario e Santarelli Dino, Porto Sant'Elpidio. Parte bassa il terzo inning tra la New Rimini e la squadra locale. Primo strike su un bunt su Gianluca Gori, terza base. Ancora strike, questa volta un swing deciso da parte del battitore del locale. Si carica di due strike subito. Battuta verso il seconda base, che errore, su errore arriva Salvo. Errore, l'ha persa dal guanto, gli è sfuggita dal guanto al seconda base. Un out, corridore in prima. Vediamo adesso sicuramente il manager Pezzullo, aggressivo sulle basi, un gioco aggressivo quello del Porto Sant'Elpidio. Vediamo come adesso di nuovo bunt, vedete, per far avanzare il bunt in foul di Danny Silvi, nonché DH, il numero 9. Ecco di nuovo bunt. E bunt valido su Cincischio della difesa. Buoni ragazzi, che belle.
lanciatore era al volo. E quello era un doppio gioco, era. Da un probabile doppio gioco, con una presa al volo e un'assistenza in prima perché il corridore in prima era andato avanti, stiamo assistendo a due uomini sulle basi e di nuovo Belà Nicolò, Belà Nicolò nel box di battuta, di nuovo con il Bante, vedete. Out, doppio avanzamento, secondo out della partita, sì, lancio non era preciso, Andrea il prima base si è alzato ma nel cadere ha pestato la base prima che arrivasse il corridore. Secondo out, primo era stato scusatemi, primo out, hai ragione, primo out. Allora, 1-3 di nuovo. Primo out. Di nuovo entra nell'area dello strike sul battitore mancino Federico Marinangeli, prima base. Bante di nuovo. E secondo out su Ballerina. Secondo out preso su Ballerina il corridori agli angoli. Ah no. Seconda e terza perché pensavo che l'arbitro avesse mandato in prima, invece no. Seconda e terza sempre, stessa giocata, questa volta 2 out. Dunque è stata fatta l'eliminazione 3. Dunque eliminazione 5. In realtà è una scelta difesa. Nel box di battuta Luca Luciani, l'interbase, terzo del battuta. Primo lancio questo lancio è un ball, mi sono perso forse qualche lancio, il primo lancio su 2 ball consecutivi su Luca Luciani, così segna il tabellone, 2 out. Su palla mancata dal catcher entra al secondo punto. 2-0. Due giù, corritore in terza, doppia rubata e un punto, in realtà un punto è rubata. Base su ball.
Seconda base su ball su Luca Luciani. Nel box di battuta di nuovo Luis Veloz. Autore del primo punto. Corridore agli angoli adesso. Di nuovo base rubata. Questo ci stava che gliela rubasse. Una giocata questa elementare, tentativo di rubata chiaramente per far entrare il punto. Out, bella giocata, Andrea Gabrielli ha preso una palla impossibile e Canuti, bella giocata, due palle impossibili fanno evitare il terzo punto. Canuti prende una palla, si alza, la tira alta, Andrea Gabrielli con l'altezza e lo slancio la prende in alto, nel cadere tocca la base e fa il secondo out. Dunque bella giocata difensiva e sul 2-0 per i padroni di casa andiamo in pubblicità. Di nuovo in linea sul 2-0 per i padroni di casa, altro inning dove sono riusciti a fare il gioco i padroni di casa e con un'ultima bella giocata difensiva Rimini ha evitato di prendere il terzo punto. Quarto inning, parte alta nel box di battuta Enrico Perazzini per la seconda volta. Entra subito con uno strike sul filo esterno, così decreta all'arbitro di casa base Federico Angelini. Gira una palla alta in foul sul tetto del dugout dei padroni di casa, va subito sul massimo vantaggio il partente Badiou Alexandru. Diamo in fiducia ancora, benché sia stato toccato varie volte, ancora molto in fiducia. Ancora Perazzini si difende in foul, sempre conto invariato con 2 strike e 0 ball. Lancio questa volta è un ball alto, senza nessun dubbio.
altro ball alto ed esterno. 2-2 è il conto. Nel frattempo il regista, che oggi è completamente impegnato, le telecamere gli danno un sacco di problemi. Gira, corri, corri, e su palla persa dal catcher arriva Salvo. Base su ball. Nel box di battuta Amedeo Focchi, autore della prima valida e unica valida della partita, no, della prima valida. No, era K e poi perso K. È arrivato Salvo. Lancio pazzo, ma fermato, ottimamente fermato. Lancio basso, che per poco non diventa pazzo. Ball su Focchi. Prima base, vediamo, è un mancino, normalmente più avvantaggiato sul pick-off. Pick-off senza nulla di fatto. Bunt in foul, non riuscito. Il regista si lamenta del vento che sposta le telecamere, ma una telecamera gliel'avevo detto, una telecamera in mezzo al coso, e quello ogni volta viene spostata. Di nuovo Fox gira una palla in foul. Un ball, 2 strike su Focchi. Difficilmente adesso lancerà un'altra palla dritta. Lanciatore molto esperto, Badiou. Battuta verso l'interbase, sempre doppio gioco di nuovo. Grande giocata difensiva, nulla da dire. 6. Quattro, 3, 2 out. Grande giocata difensiva di nuovo, l'interbase raccoglie. Sicuramente una linea non molto difficile. Adesso Thomas Canuti nel box di battuta. Entra con uno strike. Ball. Secondo strike, così decreta l'arbitro un ball, 2 strike. Palla raccolta dal terza base, assistenza e terza eliminazione. Nulla da fare per oggi per i contatti dei riminesi, che vanno sempre in bocca alla difesa avversaria, producendo delle
eliminazione. Quarto attacco senza nulla di fatto, 0. Di nuovo in linea, parte bassa del quarto inning. Nel box di battuta si carica di 2 strike girando 2 palle in foul il numero 18 Francesco Ramirez. Ancora palla in foul, conto invariato. Un ball, 2 strike. Ancora palla in foul, conto invariato, un ball, 2 strike. Nel frattempo abbiamo il regista impegnato a scambiare la posizione delle telecamere che sono continuamente spostate dal vento. Secondo lancio ball, 2-2 il conto, 2 ball, 2 strike su il potente Francesco Ramirez. Ancora palla battuta in foul, conto invariato, 2 ball, 2 strike. Ancora palla battuta in foul, dentro conto invariato, 2-2.
La palla entra pericolosamente dentro il dugout della sua squadra, ma fortunatamente non colpisce nessun giocatore. Palla ancora in foul, questa volta molto pericolosa, una palla che passa sopra l'area del foul e cade a 3 metri fuori nella posizione dell'esterno destro. Palla battuta verso il seconda base che raccoglie assistenza 4-3, prima eliminazione. Nel box Davide Amurri, 42, esterno centro. Box di battuta di destra, di sinistra, battitore destro. Entra subito con uno strike guardato dal battitore. Secondo strike, questa volta spizzato in foul dietro le spalle del ricevitore. Due strike, 0 ball, un out, nessun corridore in base. Bella palla che però non entra di poco nel filo esterno. Un ball, 2 strike. Così segnala l'arbitro Federico Angelini, l'arbitro di casa base. Ancora palla girata in foul sopra il tetto del direzione. Un ball, 2 strike. E K con swing. Nel box di battuta Gasparroni Andrea. Gasparroni. Secondo out. Bel lancio, entra nello strike Gasparroni, lo ricordiamo, il catcher locale. Stavolta lascia giustamente una palla destinata al ball. Un ball e uno strike. Palla battuta verso l'interbase che raccoglie e con un missile 6-3, terza eliminazione. Termina il quarto inning, sempre con il punteggio 2-0 per la squadra di casa. Chance.
Palla, parte alta del quinto inning, nel box di battuta Andrea Gabrielli che lascia il primo ball, quarto in battuta, 4, 5, 6 in sequenza saranno i battitori della New Rimini. Chiama secondo lancio uno strike, una palla che cade, una curva, bisogna scegliere gli ottimi lanci con cautela, gli ottimi lanci del secondo strike con swing. Due ball, due strike. Batte una palla altissima nella zona di foul, out FF3. FF3. Nel box di battuta Davide Bonemei. Grande sicurezza ancora per il partente Badiu Alexandru. Batte subito il primo lancio, una palla che si impenna, out al volo dall'interbase, FF6. F6, no FF6, F6. Nel box di battuta Daniel Muzzarelli. Una palla che si impenna troppo, benché il vento, poi frenata anche dal vento e presa dall'interbase, dobbiamo dire dall'ottimo interbase che fino adesso, ecco, Muzzarelli salta per evitare una palla che lo colpisca nei piedi, un ball. Stavolta chiama una palla interna strike l'arbitro, un ball e uno strike. Swing su uno slider, un ball, due strike. Due ball, due strike. Batte Muzzarelli una profonda in foul, esce una palla che prende l'effetto in volo, parte prima sul filo del foul e poi si allarga. 2-2 il conto. Sempre si difende su una palla carica di effetto. 2-2 conto invariato. Lancio che batte a terra, conto pieno su Muzzarelli, su Daniel. E gira una palla altissima,
AK con swing. Parte bassa del quinto inning, sempre sul punteggio 2-0 per la squadra locale, nel box di battuta all'8º del line-up con il numero 2 Gianluca Gori. Primo autore di un bunt che su errore della difesa è arrivato salvo. Primo lancio è un ball. Oggi meno preciso, un po' più falloso del solito il partente della New Rimini, entra con uno strike, secondo lancio 1-1, anche perché mi verrebbe da dire sul primo uomo non deve aver timore di entrare nello strike. Bunt in foul, un ball, 2 strike. Adesso farà fatica di nuovo a riproporre il bunt, perché la regola del baseball dice che con due strike, se va il bunt va in foul, il battitore viene eliminato, pertanto non può rischiare probabilmente. Eccolo qua, K con swing. Nel box Danny Silvi, autore prima di un'altra valida, anche lui mi sembra con il bunt, col doppio errore, l'errore praticamente. Gira la prima palla, la spizza in foul, si carica del primo strike, il DH Danny Silvi. Seconda palla, una palla che scende improvvisamente sul piatto, un ball per l'arbitro, un ball e uno strike. Ancora una curva girata in foul. Sì, è vero, c'è del vento a folate che sicuramente può dar fastidio. Out al volo, praticamente secondo K consecutivo, fino adesso autore di 1, 2, 3, 4, 5, 6 K. In 4 inning 2.2 nel box di battuta il lead off Nicolò Belà.
primo lancio rimane un ball. Stavolta è uno strike, inopinabile, bello slider. Altro strike, un ball, due strike, questa volta uno strike con swing. Battuta verso out al volo. F9 termina il quinto attacco, sempre nulla di fatto, ma 2-0 per la squadra locale. Pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio di baseball di Porto Sant'Elpidio, incontro tra la prima del girone New Rimini e la terza squadra locale. Nel box di battuta Tommaso Signorile che guarda il primo strike. Secondo lancio giustamente lasciato, un ball interno, un lanciatore molto preciso. Badiou lavora palle molto vicine ai fili, sempre non particolarmente veloce. Secondo ball, due ball e uno strike. Terzo ball. Palla alta, probabilmente preda dell'esterno destro. F9. Ma questa era una battuta molto verticale. Una parabola alta non poteva diventare mai una valida. Nel box Yuri Cortesi, bunt, salvo, bel bunt.
bel bunt che sorprende la difesa, un bunt veramente insidioso. Vanno in 3 a raccogliere la palla, ma sul tempo il veloce Cortesi sul tempo veramente riesce a raggiungere salvo la prima base. Nel box l'ultimo Tommaso, sì, è una valida, Tommaso Montanari visita, tra l'altro non so per quale motivo, non mi sembra in difficoltà il pitcher, probabilmente studieranno qualche giocata. Una veloce visita, ma infatti era immaginabile. Massima fiducia ancora per l'ottimo partente Badiou Alexandru. Un out, corridori in prima. Pick off, primo, nulla di fatto. Uno strike chiamato dopo veramente dopo 2 o 3 secondi che la palla era sul guantone del primo strike. Dunque batte, valida, bella valida, questa volta non può far nulla all'ottimo interbase. 2 valide consecutive portano i corridori della New Rimini in prima e seconda base. Nel box di battuta adesso Enrico Perazzini. Si è fatto male l'interbase, mi era sfuggito, e a terra forse ha battuto la spalla, immagino, nel cadere. Non ci vuole, peccato. Infortuni sono veramente... Speriamo che non si sia fatto nulla, ma nel cadere probabilmente ha battuto la spalla. Sì, perché è correndo all'indietro, ha tentato con il tuffo di prenderla all'ultimo, la spalla o la schiena forse, sì. Ma lo vedo più che si tiene la spalla più che la schiena, perché sulla schiena, vedete, si piega, non so se si vede dalle telecamere, si sta piegando. Io credo che sia più un problema di spalla. Io direi di andare in pubblicità, non abbiamo nulla da dire, vediamo come riuscirà a riprendersi eventualmente il giocatore, vediamo.
Aspetta, sì, un attimo. Allora, ci sono dei cambi, entra Pezzullo al posto dell'infortunato Luciano Luca, Pezzullo va esterno destro, sinistro scusatemi, e Luis va al posto chiaramente dell'interbase. Primo lancio è un bunt, tentativo di bunt. Palla, un ball, secondo ball su il lead off Enrico Perazzini. Valida! Valida che fa avanzare, riempie le basi. Valida che riempie le basi per la New Rimini. Nel box di battuta adesso Amedeo Focchi. Bella Valida, Bassi tiene. Adesso vediamo l'ottimo partente Badier come affronterà. Ricordiamo ancora 0 out. Primo lancio sul filo interno, lo guarda Amedeo Focchi. Strike dunque. Si carica di uno strike, Focchi. Battuta verso Valida! Valida del pareggio! 2 punti entrati, 2 RBI per Focchi. Battuta del pareggio per una Valida, un singolo da 2 RBI. Nel box adesso Thomas Canuti, 0 out. Volata vediamo di sacrificio, out al volo e ecco. Non è stata una volata di sacrificio, sì. VS ma non è. Nel box Andrea Gabrielli, corridori non più agli angoli ma in terza e seconda base. Sì, parte alta del sesto inning, 2-2 il punteggio. E con un lancio pazzo entra il punto del sorpasso per la New Rimini. Dai Andrea! Dai Andrea, resetta, dai! Ancora il secondo lancio interno, secondo ball.
Dai, scegli quello che ti piace, dai! Terzo ball. Quarto lancio è uno strike chiamato con ritardo dall'arbitro e fa tornare indietro il battitore Andrea Gabrielli. Base su ball. Nel box di battuta Davide Bonemei. Entra con uno strike sul filo interno. Due out, sì. Secondo lancio strike, così decreta l'arbitro di Casabase, che ricordiamo Federico Angelini. Si carica di 2 strike Bonemei. Terzo lancio è un ball. Incontestabile. Un ball, 2 strike il conto su Davide Bonemei. Occhio alla curva. Oh, va bene, bene. Non fa bene che... altro ball basso, bassissimo. Palla bloccata a terra dal catcher. 2 ball, 2 strike. 2 out. 2 corridori agli angoli. Eccola! Vai Andrea! Oh! Bel singolo da un punto RBI anche per Bonemei. 4-2, aggiorniamo noi il punteggio. Che spinge, Andrea gli fa male, Andrea Gabrielli è un po' schiena, posta non è. Nel box di battuta adesso Muzzarelli Daniel. Per poco non diventa una velocissima palla che se a momenti colpisce Andrea Gabrielli, si carica di uno strike, la palla interna, ancora valida anche per Daniel Muzzarelli, fa entrare il quinto punto
Buono così, buono! Corridori al prima e seconda base. Palla interna abilmente schivata dal battitore del Rimini, Tommaso Signorile, il settimo del line-up, un numero 11 nonché ricevitore. 5 punti e 2 nel frattempo aggiorniamo. Valida ancora RBI, grande valida, a colpi di valide Rimini segna i punti. Corridori in prima e seconda base, 6-2, aggiorniamo il punteggio. No, a questo punto la visita non è più possibile perché se si fa la visita automaticamente deve scendere l'ottimo partente fino a questo momento, dobbiamo dire, perché poi un inning ha preso 6 punti. Lancio pazzo fermato dall'arbitro che non permette l'avanzamento dei corridori. Involontariamente il piede destro dell'arbitro ferma la pallina benché tenta di spostarsi. Un ball, battuta profonda, out al volo dell'esterno centro. F8. Termina un sesto inning prolifico per l'Agno Rimini che porta in vantaggio per 6-2. Noi andiamo in pubblicità. Bassa del sesto inning dal campo da baseball Renzi Mario Santarelli, partita terza partita di ritorno tra l'Agno Rimini e il Porto Sant'Elpidio, squadre di casa, punteggio 6-2, primo lancio del sempre partente Ridolfi Francesco su il Marinangeli Federico, il secondo del line-up. Un ball e uno strike il conto. Un ball e uno strike. Secondo ball. No, l'ha cambiato. L'ha cambiato.
Palla battuta in foul a sinistra, fuori dalla recinzione. 2-2 il conteggio su Federico Marinangeli, il mancino, prima base. Ball, un arbitro che predilige più le palle basse piuttosto che le palle, diciamo, quelle sul filo altro. Sì. È ancora palla in foul. Due, 3-2 conto pieno su ancora in foul, conto invariato. Ancora palla in foul, difende strenuamente l'area dello strike, giustamente il numero 12. Ancora palla in foul a sinistra, sopra il dugout degli ospiti della New Rimini. E tra poco vedremo nel box di battuta Pezzullo manager giocatore. Ancora foul. E K. Adesso nel box Pezzullo, Carlos, Alberto. È un nostro un giocatore caro anche alla Rimini, storico giocatore di Zangheri, lanciatore, ma oggi qui vediamo che fa anche il battitore. Gira subito la prima palla in foul dietro alle nostre spalle. Uno strike su Pezzullo. Secondo lancio è un clamoroso ball. 1-1 il conto. Il giocatore che comunque abbiamo incontrato in altre occasioni con la Junior Rimini entra col secondo strike sul filo esterno, perché Pezzullo, l'esperto Pezzullo, guarda. Un ball, 2 strike. Palla battuta in foul a sinistra, fuori dalle recinzioni. Eh sì. Il nostro regista si preoccupa delle palline, l'ossessione per la New Rimini. Palla battuta. Out al volo per Pezzullo, F8. Secondo out. Nel box adesso
il velenosissimo Luis Velox, autore di una valida e di un'eliminazione 5-3, anche però primo giocatore che, essendo entrato a punto, si carica subito di un strike girando una palla in foul alle spalle del ricevitore. L'arbitro chiede nuove palle, con tutti i foul le palle vanno via a ruba. Ancora palla sulla verticale, out al volo, FF2. Termina il sesto inning senza nulla di fatto, 6-2, e noi andiamo in pubblicità. Allora, sostituzioni nella squadra locale, il partente Badiu viene sostituito da Fantuzzi Fabio con il numero 22, mentre c'è una sostituzione esce il manager Bant, salvo, si è staccato con un bunt a sorpresa chi era? No, Tommaso Montanari, valida. Bel bunt che rimane lì. Nel quarta apparizione per Perazzini Enrico, dicevamo poi Pezzullo Carlos Alberto è stato sostituito da Pinna Thomas all'esterno sinistro. Entra subito con uno strike Fantuzzi Fabio. Pick off.
Bunt di avanzamento, out. Bunt di sacrificio, porta il bunt di sacrificio che porta in posizione punto il corridore Tommaso Montanari. Seconda base nel box di battuta Focchi Amedeo, autore di una valida, di 2 valide oggi fino adesso, e di una con 2 punti, sì. Entra con una curva che la guarda, entra, si carica di uno strike, è una bella curva, c'è da dire. Fantuzzi questa volta la curva gli parte male e avviene lancio pazzo, pertanto lancio pazzo, avanzamento, la palla passa sulla schiena del battitore, uomo in terza, altro che in posizione punto, dobbiamo dire, in più che posizione punto. Già, anche volata di sacrificio. Battuta in profonda, in foul, terra di nessuno. Dunque, un ball, 2 strike. Leggermente in ritardo. Un ball, 2 strike. Amedeo dovrà allargare a tutti i costi l'area per difendere il box. Battuta profonda e grande singolo, è il punto del altro punto del 7-2. (7-2) è il punteggio, sì. Nel box di battuta adesso abbiamo il terzo del line-up, Thomas Canuti, con un out. Lascia il primo strike, è uno slider che taglia il piatto sul filo esterno. Non gli ho segnato la valida Focchi, 3 valide Focchi. Ball e 3 RBI, sì, per... E come no. Un ball e uno strike su Thomas Canuti, altro ball, 2 ball e uno strike a questo punto, il conteggio ancora ball, 3 ball e uno strike, palla molto interna. Anche Fantuzzi lavora sui fili e dopo aver visto le mazze della New Rimini scatenarsi nel 6º inning, base per ball, tutte prima e seconda occupata a questo punto. Nel box di battuta Andrea Gabrielli, no, un out, l'out sul bunt, sì.
Primo lancio è uno strike. Si carica di uno strike Andrea Gabrielli, guarda la palla, prima volta che anche lui vede l'uomo, batte una palla curva in foul, massimo vantaggio per il battitore, per il rilievo Fabio Fantuzzi. Due strike, 0 ball, un out, corridore prima e seconda occupata. È valida, valida anche per Andrea Gabrielli, riempie le basi. Bella valida che passa tra l'Interbase e la terza base, una radente. Adesso un out, basi piene. Nel box di battuta Davide Bonemei, il quinto del line-up, 42. Lascia giustamente la prima palla, una palla bassissima, un ball. Altro ball, stavolta palla esterna. No, bella. Si è alzato il catcher per prenderla, non poteva essere quello uno strike, dai, era esterna. Come altezza c'era probabilmente, ma era esterna. Eccola, battuta profonda, out al volo, un punto RDBI per Bonemei, out al volo dall'esterno centro e l'esterno destro, F9, però un bel RBI, ottavo punto, sì, volata di sacrificio. E due out, Muzzarelli Daniel con corridori in prima e seconda base, entra subito con una curva, Daniel la guarda, lancio pazzo per il nono punto per la New Rimini. Gira Muzzarelli anche una palla bassissima, un ball, due strike sul conto di Daniel Muzzarelli. Il punteggio è 9-2, sì. Due a 2 il punteggio su Daniel Muzzarelli.
K termina la parte alta del settimo inning e noi andiamo in pubblicità. Dai, di nuovo in linea, parte, c'è una sostituzione, entra il 45 probabilmente, 45 per il 18, adesso vi diremo chi è anche il 45, sì, sostituzione. Gira subito uno swing a vuoto la prima palla. Maurizio Leonardo. Maurizio Leonardo. Due swing per subito per il neontrato. E K questa volta non con Looking. K Looking. Ancora dobbiamo assistere al partente del Rimini, ancora tenacemente sulla pedana. Sì, dopo aver superato i primi due inning, entra subito con uno strike su Davide Amurri, il sesto delle nappe, nonché esterno centro. Un bello slider. Gira Amurri, secondo lancio, massimo vantaggio per il partente Francesco Ridolfi. Adesso vedremo come affronterà con il terzo lancio. Palla curva battuta in foul di poco a sinistra, dunque conto invariato, ancora 2 strike, 0 ball su Amurri. Davide dunque ha inquadrato anche una palla curva. Strike out, il secondo strike out Looking. KL, adesso diciamo anche terzo K consecutivo tra l'altro per Amurri, dobbiamo dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 K in 6 riprese, punto 2. Parte subito con uno strike sul catcher Andrea Gasparro.
F al volo, F9. Ottima, veramente da dire, ottima prestazione di Ridolfi che dopo il secondo e terzo inning si è ripreso ottimamente, anche aiutato, dobbiamo dire, dalla difesa. E termina così il settimo inning, sempre sul punteggio di 9-2. Pubblicità. Allora, sostituzione nel monte di lancio, entra il numero 26, primo lancio strike su Tommaso no, scusatemi, su signor Ilie Tommaso. Batte una palla curva, out al volo, F8. Adesso vi diremo anche il nome del lanciatore. Rosettani Jacopo. Batte subito la prima palla, out al volo, grande presa al volo, devo dire. Secondo out. Rosettani Jacopo fa 2 out veloci, 2 battute. Sì. Primo lancio in strike sul filo esterno, Montanari Tommaso guarda il lancio, il secondo lancio è un ball, stavolta non entra subito nell'area Rosettani dello strike. Entra, gira con lo swing, un ball, 2 strike su Tommaso Montanari. Un ball, 2 strike, 2 ball, 2 strike.
Terzo ball, conto pieno su Tommaso Montanari. Base per ball, dopo 2 valide consecutive raggiunge per la terza volta la base. Quinta apparizione per Enrico Perazzini. Entra con una curva nell'area dello strike, Perazzini guarda il primo lancio, prima volta che vede chiaramente anche lui il nuovo lanciatore, mentre Tommaso pronto si stacca il giusto. Battuta verso l'interbase che raccoglie e tira per la terza eliminazione, 6-3. Termina l'ottavo attacco con nulla di fatto, punteggio 9 per la New Rimini, 2 per i locali. Pubblicità. Secondo lancio foul ball, strike. Allora, ci sono state delle sostituzioni nella New Rimini. Esce Gabrielli, entra al posto di Gabrielli Tarassi Francesco. Esce anche Ridolfi ed entra Canuti Thomas. Entra a lanciare, ma lui era già in campo. Allora, battuta verso il terza base, che è il numero 29, Balducci, che fa l'eliminazione 5-3.
Poi è entrato dell'Agno Rimini Tarassi Francesco al posto, l'abbiamo detto, Balducci Manuel entra, sostituisce Mozzarelli Daniel, perdiamo il DH, va in terza base e il terza base chiaramente va a lanciare Canuti Thomas. Batte ancora verso Balducci che raccoglie e assiste per la seconda eliminazione del numero 9, sempre fotocopia, 5-3, secondo out. Adesso nel box di battuta il neoentrato Mattiozzi Riccardo con 2 out. E gira un swing, il primo lancio. Il secondo lancio è un ball. Secondo strike, un ball, 2 strike. E K girato. Sì, K girato. Termina l'ottavo attacco, sempre punteggio 9-2, pubblicità. Di nuovo in linea, nono inning, nel box di battuta Amedeo Focchi che gira subito la prima palla su il secondo rilievo Rosettani Jacopo. Swing a vuoto, si carica di uno strike, batte subito la curva che raccoglie il terza base e assiste per una 5-3 eliminazione. Primo out, nel box di battuta il rilievo, non più terza base ma adesso lanciatore di rilievo, Thomas Canuti. Lascia il primo lancio, uno slider che taglia l'area dello strike, si carica di uno strike dunque. Secondo lancio, una curva che rimane troppo interna, un ball e uno strike. Comunque anche questo lanciatore molto lanci vari, slider, curva, eccola qua, batte una profonda volata che va probabilmente in mano all'esterno sinistro, F7. Nel box di battuta Tarassi Francesco, il prima base che ha sostituito Andrea Gabrielli sempre nella posizione di prima base.
2 out, entra subito con uno strike. Strike guardato da Tarassi, questa volta però la curva rimane alta, un ball e uno strike, parte con lo slider, poi secondo lancio è una curva, questo è oramai la sequenza dei lanci del secondo rilievo. Altro ball, 2 ball e uno strike. Chiaramente Tarassi, essendo un battitore non di altezza elevata, altro strike, 2 ball, 2 strike, stavolta guarda anche questo strike, adesso deve difendere a tutti i costi il box. Questo è un ball, una curva sempre che rimane alta, conto pieno. Batte in FF, nulla sopra il dugout, nulla da fare, rimane sul conto pieno e dunque dovrà il lanciatore fare il sesto lancio su Tarassi. Base per ball su Tarassi. Prima base ball concessa dal secondo rilievo, adesso nel box di battuta Davide Bonemei. Vediamo come affronterà anche Bonemei il nuovo lanciatore. Lanciatore con tutte lanci molto carichi di effetti. Gira subito la primo slider senza impattarla. Si carica di uno strike. Sono lanci che devono essere guardati attentamente. Gira al secondo lancio in foul. Lancio ball, un ball, 2 strike. La curva la difende bene, ma in foul non si fa sorprendere. Ennesimo lancio, conto invariato, un ball, 2 strike. Battuta verso l'interbase, eliminazione 6-4. Termina il 6-4, il nono inning, parte alta, pubblicità.
nuovo in linea, parte bassa del secondo inning e nel box di battuta il numero 25 che mi sono perso e non lo trovo. Sì, è il secondo del line-up. Su di lui 2 ball. Diego Brutti, il 25. Terzo ball. È partito Canuti subito. Primo strike. 3 ball e 1 strike. Stavolta gira la mazza, si va sul conto pieno. Difende Diego Brutti. Adesso vediamo, deve difendere a tutti i costi. Batte una profonda volata. F8. Primo out. Sì, Montanari, l'ottimo Montanari nel box di battuta con il 23 Thomas Pinna, l'esterno. Me lo son perso, è un esterno comunque. Primo lancio, un bello slider che entra sul filo esterno, strike. Stesso lancio, questa volta gira la mazza senza convinzione, 2 strike. Questo è esterna, per l'arbitro fa anche il gesto. 1 ball, 2 strike su Thomas Pinna. Eccolo qua, K looking. No, girato, scusatemi, girato. KS, mi sono confuso, perdonatemi. E nel box di battuta al 27esimo uomo Luis Velox, numero 7. Primo lancio, la guarda, uno strike sul filo esterno. Stavolta lascia giustamente un ball, una palla molto bassa. 1 ball e 1 strike su Luis Velox. Bello strike sul filo esterno basso. 2 strike e 1 ball. E 2-2, 2 ball, 2 strike. Non gira la mazza su un lancio, giustamente sul lancio rimane basso. Palla battuta in foul. Conto invariato, 2 ball, 2 strike. E K girato, 27esima eliminazione, termina la partita col punteggio di 9-2. Bella partita, dobbiamo dire, fino al quinto inning, con 2 punti lavorati, cercati fortemente dalla squadra di casa. Poi con un beginning da 6 punti rovescia la situazione la New Rimini sull'ottimo partente che a quel momento era stato il Badiou Alexandru, incassa 6 punti a colpi soprattutto di valide, e poi altri 3 punti al settimo che decretano il punteggio finale 9-2. Noi diamo appuntamento alla seconda gara che inizierà alle ore 15. Arrivederci e a risentirci più tardi.